Oggi abbiamo fatto un'attività di gruppo che ci ha fatto capire e ragionare anche sulle dinamiche del gruppo e come possono portare allo sviluppo di comportamenti ludopatici, per esempio. Tra le attività di prevenzione che noi proponiamo nelle scuole, oggi siamo qui presenti al Fermi per questa attività connessa alla settimana della sensibilizzazione del progetto Cambio Gioco. Sono attività interattive, ludiche, dove i ragazzi si divertono, stanno bene e alla fine si sviluppa un pensiero anche critico su alcuni meccanismi, alcune dinamiche che influenzano poi la vita di tutti i giorni e possono portare a problemi di salute, quali i comportamenti a rischio legati alla ludopatia, al gioco d'azzardo, ma anche poi tutti gli altri comportamenti di rischio legati alle dinamiche di gruppo, all'influenza dei pari, ai bisogni di appartenenza e di condivisione che spesso portano ad agire comportamenti anche dannosi per se stessi e per gli altri. Ci sono due modi di sensibilizzare i ragazzi e i giovani e giovanissimi al tema della prevenzione da questo tipo di comportamenti a rischio. Il primo è quello di fare la lezione frontale, di portare informazioni, di dare delle spiegazioni, di mettere di fronte alle conclusioni o alle conoscenze che noi adulti abbiamo maturato. Il secondo invece è quello che abbiamo applicato oggi della modalità maieutica, cioè coinvolgere i ragazzi in un'esperienza attiva, partecipata e poi lasciare a loro il compito di tirare delle conclusioni, di riflettere su quanto hanno vissuto nell'esperienza proposta, ma anche sui meccanismi di inganno, di autoinganno legati a determinate dinamiche che poi possono appunto condurre ai comportamenti a rischio. Ebbene, questa seconda modalità è quella che preferiamo perché da questa scaturiscono delle vere perle, i ragazzi fanno delle riflessioni e tirano delle conclusioni straordinarie, forse migliori di quelle che avremmo potuto proporre noi e possono dire veramente delle cose di grande valore. Oggi abbiamo fatto una bella esperienza perché abbiamo costruito delle navicelle con delle uova e non dovevamo insomma rompere le uova che erano all'interno ed è stato molto interessante perché nel mio gruppo eravamo tutti diversi con delle idee diverse e solitamente non siamo abituati a lavorare insieme e quindi è stato molto bello, anche se io non sono una persona che è molto abituata a lavorare in gruppo e forse preferisco solitamente lavorare da sola, però oggi è stata una bella esperienza. E la classe che è stata appunto selezionata per questo progetto oggi ha lavorato benissimo, mi ha sorpreso intanto il divertimento che c'è stato, avevano proprio uno spirito di gruppo, è vero, di competizione, ma c'era molta allegria nell'aria e poi mi ha stupito anche la consapevolezza, poi l'analisi che hanno fatto dopo, tantissimo. È stato un bellissimo progetto perché abbiamo lavorato molto di squadra e spesso con tutta la classe è più difficile, con gruppi di 5, 4 e 5 è stato più facile e mi sono divertita molto e è stato anche molto educativo all'ultima parte e è stato bello vedere come un progetto così semplice e divertente possa portare anche una bella riflessione. Devo dire che è stata una bellissima esperienza anche perché sono nate relazioni o comunque ho visto gruppi all'interno della classe lavorare quando normalmente non sono i gruppi che lavorerebbero ecco, spontaneamente, ma hanno dato una dimostrazione proprio di essere uniti per l'obiettivo finale, alla fine era questa la cosa importante. Nel lavoro di gruppo di oggi, in cui ci siamo molto divertiti, inizialmente la cosa che mi ha stupito è stato che non si vedeva il rapporto con la dipendenza e non si notava come potesse essere correlata questa attività, ma col pensiero che abbiamo fatto alla fine dell'attività siamo riusciti a trovare questo collegamento. Dall'attività di oggi ho capito che le dipendenze possono nascere anche da un contesto in gruppo dove spesso si è portati a fare delle cose anche sbagliate, magari perché diciamo condizionati dalle altre persone e da ciò che il fatto che vorremmo essere accettati da queste persone.
Buonasera a tutti, ben ritrovate e ben ritrovati a Cambio Gioco, la settimana per la prevenzione delle dipendenze comportamentali e del gioco d'azzardo patologico, organizzato da UL6 Euganea di Padova in collaborazione con Alter Evo Società Benefit e IM Servizi. Ancora una volta ringraziamo tutti gli enti che hanno concesso il patrocinio a questa iniziativa e i molti partner e media partner che ci stanno aiutando a rilanciarla in tutta Italia. Siamo a Padova, all'interno del Barco Teatro, stiamo trasmettendo in diretta sulla pagina Facebook di Cambio Gioco e sul canale YouTube dell'ULS 6. Come avrete certamente potuto vedere, c'è un sito dedicato a questa settimana di prevenzione, di cultura e di formazione. Tutti i materiali li trovate appunto su www.cambiogiocoul6.it, non solo i materiali promozionali del programma, ma anche tutti i video delle passate edizioni e prossimamente troverete anche i contributi dei relatori di questa terza edizione. Siamo alla prima serata della prima giornata e vi invitiamo a porre le vostre domande e i vostri commenti sia attraverso i canali social sia utilizzando un numero che più tardi vedete in sovraimpressione. Oltre alle molte persone che stanno già interagendo con noi da tutta Italia, che ringraziamo nuovamente, salutiamo anche il pubblico presente in sala questa sera, che ringraziamo di essere qui, e salutiamo e ringraziamo anche la dottoressa Roberta Sabbion, direttore del Dipartimento Dipendenze dell'ULS8, che al termine dell'intervento del nostro relatore di questa sera ci aiuterà a fare una prima riflessione e eventualmente potrà porre una prima domanda. Quindi ringraziamo la dottoressa per averci raggiunto ancora una volta. Ecco, passo ora la parola per un saluto istituzionale al dottor Vito Sava, che invito a raggiungerci sul palco, che è il direttore dell'unità operativa complessa Alta e Bassa Padovana. Grazie dottor Sava, a lei la parola. Buonasera, benvenuti al pubblico presente, al relatore e a quanti sono collegati online. Da stamattina tante parole sono circolate in questa stanza, la parola mare, la parola demenze e trappole. Mi pareva che i ragazzi ci proponevano altre parole, la parola dialogo, la parola gruppi, la parola sensazioni, sensibilità. Noi vogliamo un po' concentrarci su questi temi. Questi temi ci permettono in queste sere di dialogare tra di noi e di aprire nuovi canali, soprattutto per noi adulti. Ritrovare la sensibilità e i legami ci aiutano a navigare su temi che sono abbastanza nuovi, forse i ragazzi li traghettano con più facilità di noi. Ecco, ascolteremo con attenzione questa sera quello che il relatore ci può comunicare per metterci in connessione tra di noi e anche con i nostri ragazzi. Grazie e buona serata a tutti. Grazie dottor Sava. E certamente l'intenzione di quest'anno è proprio quella di esplorare entrambe le facce della medaglia della connessione e della rete, quindi non solo il senso critico ci serve per proteggerci dai rischi, ma anche le connessioni e le buone relazioni che sono fattori protettivi. Diamo la parola ora a Don Alberto Sonda della Pastorale degli Adolescenti della Diocesi di Padova. Grazie anche a lui per averci raggiunto qui a Cambio Gioco. Grazie, bentrovati a voi presenti, a chi ci segue online. Anch'io porto i saluti, la simpatia, la disponibilità della Chiesa di Padova a questa bella iniziativa. Parleremo di digitale, mi pare, questa sera. Chi lavora con i giovani, con gli adolescenti, sa che deve scontrarsi con questo tema o deve mettersi in relazione con questo tema, che è un mondo e come tutti i mondi c'è del male, ma c'è del bene. E come tutti i mondi, ecco, noi speriamo di poterlo abitare, penso come comunità ecclesiale, provando a realizzare anche lì quel comandamento dell'amore che il Signore ci ha lasciato nel Vangelo e che è quello che un po' guida la nostra vita, il nostro operato. Per cui ecco, speriamo che anche questo intervento di stasera ci dia strumenti per poterlo abitare in modo sano, in modo buono, in modo da aiutare tutti quanti a crescere, a svilupparsi nella libertà e nella capacità di amare. E buona serata a tutti voi. Grazie mille Don Alberto Sonda. E quindi entriamo nel vivo di questa serata, il cui titolo è Demenza digitale e trappole della rete. Ne parliamo questa sera con un ospite molto gradito, un nostro amico, posso dirlo così? Assolutamente. Stefano Rossi, psicopedagogista ed esperto di educazione emotiva. Vi invito ad accoglierlo con un applauso.
Lo ringraziamo per averci raggiunto a Padova. Non facciamo troppi preamboli, gli lasciamo la parola a brevissimo, solo ancora un istante per ricordare a tutte le persone che ci seguono da casa che c'è anche un numero che potete utilizzare per mandarci i vostri commenti o porre delle domande direttamente a Stefano Rossi. Il numero lo vedete in sovraimpressione, è 370-318-6802. Lascio quindi la parola a Stefano Rossi e auguro buona serata a tutti. Grazie mille, è un piacere essere qui con voi in presenza e in qualche modo anche a distanza. Beh, io partirei un po' dal titolo, no? Il concetto di demenza digitale non è un concetto mio, è un concetto di un neuroscienziato tedesco, Manfred Spitzer, che qualche anno fa ha iniziato ad interrogarsi, forse anche in tempi non sospetti, prima di tutti, sugli effetti a lungo termine del digitale, diciamo sulla mente e il cuore dei nostri ragazzi. Io faccio subito una premessa, non sono un luddista, quindi non sono a favore non sono un nemico a prioristico delle tecnologie, però mischiando un po' di filosofia, psicologia e pedagogia mi veniva in mente quello che diceva Günther Anders, grande filosofo, per un breve periodo marito di Hannah Arendt, e Günther Anders diceva: i mezzi tecnologici non sono semplici mezzi, sono decisioni preliminari che altri hanno preso per noi. Che cosa significa? Significa che internet è un mondo di mondi e in quanto mondo di mondi ha delle sue regole, ha delle sue logiche, su cui giustamente come educatori, come genitori, anche come specialisti ci stiamo interrogando. Cos'è quindi il concetto della demenza digitale? Beh, Spitzer pone il caso della Corea del Sud, che come sapete non è la Corea del simpatico coreano che lancia le bombe così un po' a casaccio nell'oceano. Si può fare qualche battuta? Sì? Non siete arrabbiati? Fatemi così col ditino. Ok, bene. Spitzer dice, beh, in Corea del Sud hanno iperdigitalizzato la scuola e la società prima di noi. Vediamo com'è andata. E di cosa si accorgono? Si accorgono di qualcosa di preoccupante, appunto questa demenza digitale, che definiscono un po' così i coreani, ovvero il declino di capacità cognitive, un declino che di solito dovrebbe esserci in età tardo-anziana, ma che invece colpisce i più giovani, bambini e ragazzi. Quali sono i punti di questo declino? Beh, se voi siete degli insegnanti, li vedete costantemente ogni mattina in classe. Primo punto, crollo delle capacità di concentrazione. Questo è abbastanza banale, ma forse non ne stiamo parlando a sufficienza. Voi prendete un dato, no? TikTok, che oggi fa paradigma perché tutte le piattaforme, noi boomer, no? Siamo su Facebook, siamo su YouTube, ma i giovani, o neanche su quello, ma insomma noi i giovani dove sono? Sono su TikTok, e su TikTok la soglia di attenzione, ci dicono gli esperti, è 0,5 secondi. 0,5 secondi. E questo che cosa fa sì? Fa sì, io non so se ci avete fatto caso, ma TikTok ha la stessa configurazione mentale dell'ADHD. Ora, non confondiamo i termini. L'ADHD è una neurodivergenza. Sono bambini e ragazzi che appunto hanno una neurodivergenza che li porta a avere deficit di attenzione e o iperattività. Perché dico che TikTok ha la stessa configurazione dell'ADHD? Beh, cosa succede su TikTok? Primo video, vado su Marco, la mia attenzione dura 0,5 secondi. Passo, video numero 2, video numero 3, 4, 5, 6. Quando vedo un video che veramente mi interessa, ci sto 10 secondi, 15. Tra l'altro, forse ne avete parlato stamattina con il mio amico Rick Dufer, TikTok ha lo stesso funzionamento delle slot machine. Cioè TikTok è un algoritmo potentissimo, sa esattamente cosa ti piace, ma non ti dà subito il video che cerchi. Attiva il funzionamento dopaminergico dell'attesa del piacere, perché per tanto tempo si è chiamato circuito del rinforzo, ma in realtà è un circuito della bramosia. I neuroscienziati ce lo spiegano bene. Quindi TikTok sa cosa ti piace esattamente, non te lo dà subito, esattamente come le slot machine non ti danno subito il jackpot, ma 1, 2, 3, 4, 5, 6, a un certo punto jackpot, il video perfetto per te. Ma quanto ci rimani? Ci rimani pochi secondi. E allora, primo tema, oggi i nostri
poveri insegnanti devono cercare di mantenere l'attenzione con una generazione cablata su pochi secondi. Una generazione che potremmo chiamare highlights. Io ultimamente ho il piacere di collaborare con la redazione di SkyTG24 per temi legati all'adolescenza. Parlavo con uno degli operatori, diciamo, nei fuori onda. Questo operatore aveva letto un paio dei miei libri e mi dice: ma sa, dottore, che noi siamo preoccupati. E tu dici: per che cosa? Siamo preoccupati perché non guardano neanche più le partite di calcio. E allora cosa fanno? Fanno tutte le varie compagnie, no? Sky, DAZN, eccetera. Adesso non so se si possono nominare, spero di non aver fatto una gaffe, però ad ogni modo fanno degli highlights, delle sintesi. Risultato, le nuove generazioni sembrano non guardare neanche quelli. Guardano solo su TikTok esattamente la scena del gol. Fine. Ora capite? Capite? Questo comincia a diventare un po' un problema, perché se noi ci cabliamo su pochissimi secondi di concentrazione, io chiedo a voi, ma nella vita, no? Qui vediamo delle opere d'arte, voi farete i lavori più disparati. Quale lavoro, quale opera d'arte della nostra vita possiamo realizzare se abbiamo pochi secondi di capacità di concentrazione? E questo è solo il primo tema della demenza digitale. Attenzione, io vi parlerò anche delle cose costruttive, perché io sono convinto di una cosa: basta con questo nichilismo dilagante. Se ti occupi di adolescenza, se ti occupi di bambini, hai la responsabilità di avere uno sguardo orientato sulla speranza attiva. Perché se facciamo tutti i cantori dell'Apocalisse, vendiamo più libri, perché attenzione, l'Apocalisse vende. L'Apocalisse vende. Dare ogni colpa allo smartphone vende. E sapete perché vende? Perché sollevano educatori. Ora, finiamo sul discorso della demenza digitale. Secondo tema, oltre alle capacità di attenzione, le capacità di pensiero. Le capacità di pensiero si accorciano, ma lo vedo anche sul mio profilo Instagram. Io sono stato, tra virgolette, costretto ad aprire un profilo Instagram dove cerco di non ci sono le mie foto in mutande, per fortuna mia e vostra, dove cerco di dare delle piccole pillole di genitorialità in 60 secondi. E allora il rischio cos'è? Cosa puoi dire in 60 secondi? Beh, riesci a dire un concetto e almeno un'argomentazione. Ma la verità è che questi contenuti sempre più corti, che ama l'algoritmo, perché io su Instagram posso fare dei contenuti lunghi, semplicemente però l'algoritmo mi butta giù. Cioè io ho, adesso dico a caso, 100.000 follower? No. Se io creo un contenuto troppo lungo, Instagram lo mostra allo 0.01 di chi mi segue. Se faccio un algoritmo che piace a Instagram, che cosa succede? Succede che lo mostra a un po' più, diciamo, di follower, di persone interessate. Però attenzione, qua stiamo iniziando a capire che il pensiero veloce è un pensiero corto, perché il pensiero degno di questo nome, profondo, è sempre un pensiero lento. Vi siete mai chiesti perché i filosofi, non solo Kant, amavano camminare? Perché nella lentezza tu cammini tra i tuoi pensieri, ma mentre corri tu sei in affanno. Mentre corri non puoi pensare. La nostra società è la società della accelerazione, è la società della velocità. E nella società della velocità, in cui siamo tutti in qualche modo condannati, tu non riesci a pensare. Al massimo riesci a reagire, a mettere il like. Tutta la violenza che c'è sui social è dovuta anche al comandamento della velocità, perché se tu leggessi davvero quello che qualcuno ha scritto, se tu ascolti davvero quello che qualcuno ha detto, magari argomenti con un po' più di profondità. Quindi, secondo tema su cui riflettere, il pensiero si accorcia. Terzo tema, il discontrollo emotivo. Sempre gli insegnanti oggi sanno bene, io tra l'altro col mio team abbiamo venduto 400 corsi dal titolo Classi Tempesta in Italia. 400. Questo che cosa vuol dire? Che la classe Tempesta oggi è la classe normale, cioè è una nuova normalità, una classe in cui c'è disregolazione emotiva a 360 gradi. E perché c'è questa disregolazione emotiva? Beh, una delle ragioni, ragazzi, io ho visto il bel lavoro che hai fatto con i ragazzi in classe, quelle che si chiamano capacità di mentalizzazione. Mentalizzazione è una parolaccia, ma che cosa significa? Capacità di riflettere sui tuoi pensieri,
sulle tue emozioni e sui pensieri e le emozioni degli altri. Ora, noi sappiamo che per come è configurato il nostro cervello, le capacità di mentalizzazione fioriscono nell'interazione occhi negli occhi. Quindi, se noi lavoriamo in coppia, se noi lavoriamo occhi negli occhi in piccoli gruppi, queste capacità fioriscono. Fiorisce l'empatia, che non può fiorire online, perché mentre guardo la telecamera, io non sto guardando negli occhi voi, e quindi c'è già uno iato, no? Uno scarto. E allora spesso ci chiediamo, no? Se questi ragazzi, che per inciso io adoro, questi ragazzi appena tu dai loro la possibilità di fare, appena noi adulti scendiamo dalla pedana, cosa che facciamo un po' fatica a fare, appena li mettiamo in gioco, infatti si dice cambio gioco, io direi ma in classe cambiamo gioco? No, perché se i grandi player, no, dello sport cominciano a capire che 90 minuti di partita non la seguono, ma noi docenti ci stiamo ponendo la domanda su come riorganizzare la nostra didattica se la soglia di attenzione è 0,5 secondi? Questo è un tema, ragazzi. Apro e chiudo una parentesi, poi chiudiamo il discorso sulla demenza digitale. Io ho portato avanti per tanti anni un approccio basato sulla didattica cooperativa, che è un po' quello che hai fatto anche tu, Marco, in classe. Spiego un po' di meno, metto i bambini e i ragazzi in piccoli gruppi affinché possano pensare e sentire insieme. Guardate che oggi questa capacità di interazione occhi negli occhi è Salute? No, figurati, ci mancherebbe. È fondamentale, parliamo di empatia, non le diciamo salute, scusa, applauso. Non è allergia. No, figurati. No, figurati, anzi. Quindi questa capacità di mentalizzare, cioè di ragionare sui propri pensieri e sulle proprie emozioni, si attiva, come dire, fiorisce solo nell'interazione occhi negli occhi. Ormai questa cosa la sappiamo. Il problema qual è? I nostri ragazzi comunicano sempre più in remoto, da remoto. E allora qui cominciamo a avere dei problemi. Un ragazzino settimana scorsa mi ha detto, un ragazzino a cui faccio delle consulenze, l'ho chiamato perché dovevamo spostare un appuntamento e vedo che non mi risponde. Io adoro questo ragazzino mi adora e dico, ma Zuccone, ma perché non mi rispondi? Pensavo che eri uno bravo. Io dico, cosa ho fatto? Sì, perché ormai non si risponde più al telefono. È da boomer. Aspettate, perché voi ridete, ma c'è una grande problematicità su questa cosa. Che differenza c'è tra rispondere al telefono, che comunque sei già in una modalità distante, che differenza c'è tra rispondere al telefono o rispondere a un WhatsApp? Quando rispondi al telefono sei in tempo reale. Devi subito gestire le tue emozioni. Potrei dire, Marco, guarda, non sono d'accordo con questa cosa, facciamola in quest'altro modo, cosa ne pensi? No, invece quando tu utilizzi la modalità WhatsApp o addirittura messaggino, vai un po' in ritiro socio-digitale, sei un po' più nascosto, sei un po' più protetto. E allora qual è il problema? Che il mondo digitale è comodo, è protettivo, diventa la caverna dell'hikikomori un po' per tutti, perché capisci che allora i ragazzi cosa fanno oggi? Molti ragazzi, anziché trovarsi occhi negli occhi, giocano a Fortnite, ciascuno nella sua stanza, e dicono, ma io sto socializzando. No, bro, non stai socializzando, stai giocando in remoto, ma tutte quelle capacità di interazione emozionale e sociale non vengono allenate. Al punto che cominciamo a mettere sul tavolo un altro tema, che è una conseguenza della demenza digitale: i nuovi adolescenti fanno più sesso che sexting. Ora, non cadetemi dalla sedia, mi raccomando, anche online, ok? Che cos'è il sexting? Poi fanno tutti finta di non saperlo, ma quanti di voi sanno che cos'è il sexting? Ok, non quanti lo fanno, Attenzione! Bene, anche il Don ha alzato la mano, quindi deduco, ok. Ora, il sexting, perdonatemi qualche battuta un po' per alleggerire, ma il sexting è quella pratica per cui il corteggiamento avviene via smartphone. Cioè io ti mando una foto sexy di me, io ti chiedo una foto sexy di te. Ora, nelle versioni più hardcore di questa cosa qua,
io ti mando una foto senza veli. Noi ci registriamo, ci videoregistriamo mentre facciamo l'amore. Ci sono giovani coppie che si videoregistrano mentre fanno l'amore e poi caricano i video su YouPorn, su Pornhub. Qualche settimana fa, io poi non so voi cosa ne pensate, ma l'attore porno Max Felicitas, un ragazzotto di 30 anni, che legittimamente nella vita lui fa l'attore porno, però è stato chiamato, non ho capito bene da quali scuole, e non ho capito bene che demenza digitale aveva il dirigente, perché per fare educazione sessuale, col giochino per cui l'attore porno Max Felicitas, di cui a livello personale non diciamo nulla di male perché non lo conosciamo, però usa un po' il giochino del dire io ho subito bullismo da piccolo, oggi faccio l'attore porno, soprattutto sono un influencer, perché lo chiami Max Felicitas? Perché sui social c'ha 100, 300, 400.000 follower, e allora lo chiami per parlare di educazione sentimentale. Capite? Io non so Nietzsche cosa intendeva con la morte di Dio, però secondo me ci siamo abbastanza vicini. Dove voglio arrivare con questo discorso? Stringo. Parlavamo del sexting. Il paradosso è che oggi i nostri ragazzi hanno paura dello sguardo. La vera fobia oggi è lo sguardo dell'altro. Viviamo un paradosso per cui cerchiamo il riconoscimento tramite il like online, ma nel mondo reale lo sguardo dell'altro mi fa paura, perché per noi, figli di un mondo solido, pre-digitale, per noi l'idea di mandare una foto senza veli a qualcun altro come primo attacco del corteggiamento, ci manda in ansia. Adesso non so voi, a me un pochino sì. Ai nostri adolescenti, non stiamo dicendo a tutti, ma per come si parla di trend, per i nuovi adolescenti cos'è che dà ansia? Non mandare la foto senza veli, ma guardarti negli occhi e dirti i tuoi occhi sono una poesia. Andiamo a berci un caffè insieme. Un ragazzino mi fa, e se poi ti dice che non vuole, imparerai a sopravvivere. Imparerai a sopravvivere. Hai detto una cosa bella a un ragazzo o una ragazza, non l'hai offesa, non l'hai molestata, puoi sopravvivere. E allora il paradosso è che, almeno alcune ricerche che ho letto, ci dicono che i ragazzi, le ragazze che fanno più sexting, non sono quelli con più autostima, ma quelli che ne hanno meno. Perché se io penso di non ottenere il like su tutto il mio corpo, su tutta la mia persona, spero almeno che quel pezzo di corpo, il sedere, il seno, spero che quel pezzo di corpo ottenga il like. E però mi espongo al revenge porn. Scusate perché tutti questi inglesismi, ma li hanno chiamati così. Il revenge porn è una cosa problematica, il fatto che poi queste immagini, questi video vanno in rete, ed è impressionante se parlate con questa generazione che su tante cose è fantastica, è sensibile, ma non riesce a mentalizzare il rischio di questa cosa qua. Non ce la fanno. Cioè per loro è naturale. E allora vedete, la demenza digitale che cos'è quindi? Io vi do una mia piccola definizione. Il cervello di noi sapiens, quando ha mosso i primi passi nel mondo, eravamo configurati col pensiero veloce, cioè reazione rapida. Grazie al pensiero veloce siamo sopravvissuti. Nel corso dell'evoluzione il pensiero da veloce è diventato pian pianino lento. A dispetto del nome poco sexy, il pensiero lento è il vero pensiero, è il pensiero che sa pensare se stesso, è il pensiero con cui abbiamo creato arte, scienza, cultura, democrazia. Ma cosa succede oggi? Forse in maniera un po' schematica potremmo dire il rischio della demenza digitale è che stiamo assistendo a un'inversione del pensiero. Cioè i social, almeno la maggior parte dei social, perché poi YouTube ormai si sta strutturando per il pensiero lento, i podcast sono strutturati per il pensiero lento, ma insomma in generale però i social promuovono il pensiero corto, contenuti brevi, contenuti veloci, che alimentano tutto quello che abbiamo detto. Ora, non volevo deprimervi, questa è l'introduzione, ok? Da questa introduzione chiediamoci, ma noi cosa possiamo fare per i nostri ragazzi? E io qua credo che bisogna fare una grossa differenza tra i bambini e gli adolescenti. E forse tra poco vi dirò qualcosa che non vi aspettate.
Perché per quanto riguarda i bambini, io credo che mettere ad un bambino, quindi parliamo fino ai 10-11 anni, uno smartphone in mano, uso un'iperbole, è da assassini. È da assassini. Cioè noi potremmo stare qua 18 ore e non farò la carrellata di tutte le problematiche legate allo smartphone, ma ve ne cito solo una tra le tante, ok? La cyberpedofilia, di cui non si parla mai, guarda caso. Voi avete visto l'archetipo del pedofilo in It di Stephen King. Avete presente il pagliaccio assassino? C'è, anche se non avete letto il libro, c'è quella scena cult, giornata di pioggia, bambino con l'impermeabile giallo, gioca con la sua barchetta di carta. La barchetta scivola lungo una strada scoscesa. A un certo punto, in questa giornata di pioggia, la barchetta si incaglia in un tombino, nel mondo sotto il mondo, nel mondo dietro il mondo. Lì escono gli occhi rossi di It. E It dice al bambino: «Ehi piccolino, vuoi venire a giocare con me? Nelle fogne? Dietro il mondo?» Il bambino è un bambino bravo, con dei genitori bravi, e risponde: «Sai, vorrei, ma non posso. I miei genitori mi hanno detto che non devo parlare con gli sconosciuti, è pericoloso». It, da bravo manipolatore in grado di simulare l'empatia, dice al bambino: «Cavoli, i tuoi genitori ti vogliono davvero bene. Si vede che ti vogliono bene, hanno ragione, non bisogna parlare con gli estranei. Facciamo così. Io mi chiamo It, sono Pennywise, sono il pagliaccio del circo. Tu, Topolino, come ti chiami?» Io mi chiamo Paolino. Vedi Paolino? Adesso ci conosciamo. Adesso puoi seguirmi nelle fogne». E It mangia il bambino. Vi chiedo scusa per l'immagine un po' forte che ci tocca e ci urta, però questa è la rete. Tu non lasceresti mai tuo figlio da solo in stazione centrale a Milano, ma lo lasci da solo nella stanza con internet. Internet è una porta, non è un mondo. Basta questa storia che è un mondo di mondi. Certo, per noi adulti possono esserci opportunità lavorative, connessioni, eccetera, ma la corteccia prefrontale di un bambino, oltre ai difetti, come dire, alle influenze negative a livello neurologico, quello lo lasciamo dire ai medici, io non sono un medico, non mi spaccio per tale, però anche solo a livello educativo, tuo figlio non è da solo in quella stanza, primo tema. Ora vi deluderò però su un punto. Io non sono d'accordo con la proposta di Novara e Pellai di vietare il cellulare fino a 16 anni. Lo proverò a argomentare, ovviamente Pellai è una persona che stimo. Con Novara condivido poche cose, però non essendo presente non mi sembra giusto menzionarle. Ora, questi due colleghi dicono: ok, vietiamo per legge il cellulare fino a 16 anni. Proposta legittima, sì, bene, perché almeno ne discutiamo insieme, quindi ci fa piacere. Io però questa cosa qua la facevo già lavorando sul campo da tanti anni, adesso scrivo i libri, faccio le conferenze, sono sempre in giro, però io per 17 anni lavoravo nelle scuole, no? Facevo il lavoro sporco, no? In senso buono, come educatore. E 10 anni fa ho iniziato a fare le mie prime piccole conferenze in cui dicevo ai genitori: no cellulare agli adolescenti, perché lo chiarisco, fino a 11-12 anni se gli dai il cellulare sei un assassino, va bene. E allora, mosso da, come dire, la consapevolezza di quello che c'è online, dicevo: eliminiamolo. E il problema è che poi avevo lo sportello d'ascolto e tu le tue belle teorie pedagogiche le devi poi misurare col realismo del reale, non con quello che... non devi fare il lavoro contrario, perché quella sarebbe anche una cattiva scienza, cioè non prendi la tua ideologia e la applichi sul reale, hai un'ipotesi. Io 10 anni fa la pensavo come questi due colleghi, poi ho iniziato a accogliere nello sportello d'ascolto, scuole medie e superiori, ragazzini e ragazzine che erano completamente tagliati fuori dalle relazioni sociali, completamente. E ho iniziato a preoccuparmi, perché ora, per l'amor del cielo, se per me possiamo mettere anche una legge che il cellulare è vietato fino ai 99 anni, sono la persona più felice del mondo, ok? Non devo fare più post su Instagram, sono felice, ok? Sicuramente ne gioveremmo tutti. Però io quello che vi chiedo è, occhio, che per non salvare il bambino, com'è il discorso dell'acqua sporca, no? Rischiamo che per buttare via l'acqua sporca buttiamo via il bambino.
Perché? Perché vi dico una cosa sull'adolescenza. L'adolescenza è quell'età della vita in cui puoi sopravvivere senza l'amore. Soffri ma sopravvivi, ma non puoi sopravvivere senza l'amicizia. Noi dobbiamo iniziare a preoccuparci quando un'adolescenza a livello relazionale, sociale, non fa fatica con noi, perché se è sano con noi fa fatica, ma fa fatica con i pari. Ora, cosa mi preoccupa? Beh, da un punto di vista teorico, io cosa vi ho detto prima? La vera interazione è occhi negli occhi. Quindi già la prima regola, più a pensare, più a ossessionarci su cosa togliere, chiediamoci su cosa aggiungere. Tuo figlio fa esperienze sociali? Pratica uno sport, suona uno strumento, ha dei momenti in cui vede i suoi amici, in cui lo butti fuori a calci di casa, perché il paradosso è che l'adolescente di ieri, no? Buttava giù le porte per uscire di casa. L'adolescente di oggi devi prenderlo, lo dico con empatia e in metafora, lo devi prendere a calci per mandarlo fuori, perché è comodo lì dentro, è nell'utero. Allora, il tema qual è? Io mi sono preoccupato perché ho iniziato a vedere ragazzi e ragazze in un mondo che non mi piace, che però venivano radicalmente ostracizzati, tagliati fuori, e oggi ragazzi può piacerci o non piacerci, a me non piace, ma molti ragazzini dicono il primo ti amo sullo smartphone. Il primo corteggiamento del sai che sei molto bella arriva via smartphone. Le prime parole affettive, siamo arrivati al paradosso che devo difendere il cellulare, però insomma le prime parole affettive che dicono a un amico, perché i ragazzi si dicono anche delle cose belle, se lo scrivono sul cellulare. Allora io non ho la soluzione, però voglio farvi riflettere su questo tema. Socrate, perché poi abbiamo i pedagogisti che parlano di maieutica ma usano un metodo antimaieutico, no? Io dico, ma Socrate, io mi prendo responsabilità di quello che dico, penso quello che dico e dico quello che penso, ma Socrate oggi cosa avrebbe fatto? Secondo me Socrate con gli adolescenti entrava nel cellulare, si fermava con loro e pensava con loro. Ragazzi, il compito del lavoro educativo con gli adolescenti non è pensare per l'adolescente. Quello è quello che devi fare con il bambino. Col bambino tu pensi per il bambino. Il compito con l'adolescente è pensare con l'adolescente. Se noi vogliamo blindarli fino a 17 anni senza il cellulare, a me sta anche bene. Ma siamo davvero sicuri che a 18 anni questi ragazzi hanno sviluppato delle capacità riflessive? E veramente siamo sicuri che si può fare una cosa del genere? Perché non so, a Facebook non si riesce neanche a fargli pagare le tasse in Italia. Io quando ho un problema con Facebook devo scrivere in Irlanda. E quindi anche queste proposte poco pragmatiche mi chiedo a chi fanno bene davvero. Perché a me stanno a cuore i ragazzi. E se ci stanno a cuore i ragazzi, sapete cosa faceva Socrate? Camminava per la polis e vedeva, adesso lo dico in battuta, tanto siamo online, Federico Lucia, in arte Fedez. E diceva, no, scusa, Federico, perché non hai la maglietta? Che cos'è per te l'intimità? Gli avrebbe chiesto Socrate, che cos'è per te la felicità? Che cos'è per te il coraggio? Che cos'è per te l'amore? L'avrebbe chiesto a Federico Lucia, a me, a Marco, a tutti noi l'avrebbe chiesto, no? Socrate poneva domande ed era interessato alle risposte dei ragazzi. Amava pensare con loro. Io credo che dietro anche, no, questo famoso libro che parla della generazione ansia, ma io mi chiedo, ma siamo davvero, ma io chiedo poi anche ai neuropsichiatri, agli psicoterapeuti presenti in sala, ma è veramente lo smartphone che ha distrutto i nostri ragazzi? O forse sono famiglie che non riescono a essere famiglia? Sono genitori che non riescono a essere genitori? Perché a me sta tesi che lo smartphone, che ha delle complessità, io vi potrei fare 1 ora e mezza di conferenza su tutti gli aspetti negativi dello smartphone, che sono tanti, anche per noi adulti. Perché poi, scusate, noi vogliamo togliere il cellulare ai ragazzi, però io vivo in treno, adesso detto così suona male, però vivo in treno, su Trenitalia, no? Vivo in treno, ceno 4-5 giorni a settimana, sono in viaggio per le conferenze, ceno da solo, con un libro, eccetera, e osservo, no? Quando sei da solo sei un po' un antropologo in missione, no? Ma io non vedo solo i ragazzi attaccati così, no? Io vedo tanti adulti attaccati al cellulare così. E mi chiedo, ma chi è poi che gli ha messo in mano sul cellulare i ragazzi? Perché io credo che a questa generazione abbiamo promesso l'empatia, ma gli abbiamo dato lo smartphone. E questo è un problema, ragazzi.
È un problema, perché qual è il bisogno fondamentale di ogni essere umano? Lo vedete nel bambino. Quando il tuo adolescente, no, felicemente furibondo o infelicemente furibondo era un bambino, ti massacrava con una sola domanda, che aveva tante forme. Giochi con me? Ti piace il mio disegno? Sono bravo a fare il Lego? Ti piace la mia capovolta, la mia capriola? Bene, questo bambino cosa ti stava dicendo? Papà, mamma, maestra, educatore, ma tu mi vedi? E io credo che noi non li vediamo abbastanza questi ragazzi. Non li vediamo. Non li vediamo perché sempre un noto pedagogista italiano ha detto che l'empatia, l'ascolto è una stupidaggine, che gli adolescenti non vogliono essere ascoltati. Mi chiedo se lui li ha mai ascoltati gli adolescenti, perché quelli che io incontro nel mio studio non finiscono più di parlare. Quando fai un progetto nelle scuole e chiedi loro un pochino di attenzione, sono un fiume in piena. Ma io vi chiedo, ma voi, quando eravate adolescenti, eravate arrabbiati? Sì. Eravate pieni di insicurezze? Sì. Ma quali sono quei momenti topici in cui un adulto è riuscito a connettersi con voi? È quando vi ha fatto la predica? È quando vi ha fatto la conferenza? Quei momenti lì l'adulto si è seduto accanto a te e ti ha detto: non ci sto capendo più niente, ma ti voglio bene. Mi aiuti a capire che sassi hai nel cuore? Noi dobbiamo ripartire dall'ascolto. A me fa paura che molti colleghi si siano così fissati sul cellulare che ha delle problematicità, lo ripeterò ad ogni mia argomentazione, ma io mi chiedo, no? E lo chiedo da queste telecamere al dottor Novara. Dottor Novara, se ci ascolta, lei che ha scritto che gli adolescenti non vogliono essere ascoltati, lei che ha detto, no, che il dialogo in educazione è una stupidaggine, ma secondo lei i nuovi giovani, i nuovi adolescenti soffrono perché parliamo loro troppo o perché parliamo loro troppo poco? Perché io sono preoccupato per i ragazzi. Quando noi non parliamo con i ragazzi, il loro cuore si spegne. Allora sarebbe bello, magari, io mi sono lanciato in questa cosa qui, ma sarebbe bello dialogarne insieme, anche con altri colleghi, magari l'anno prossimo, perché io quello che vedo è che i ragazzi hanno un bisogno di ascolto incredibile, ma anche i genitori. Io nelle mie conferenze dico sempre ai genitori, no? Ho detto anche in teatro a Torino venerdì, più che farmi la domanda a fine conferenza, stasera prendete una penna, un foglio e scrivete una lettera ai vostri figli. Scrivigli tutto quello che avresti voluto dirgli. Scrivile tutto quello che avresti voluto dirle. Tutti i non detti, tutti anche gli errori che pensi di aver fatto. Siamo tutti imperfetti, anche chi scrive libri sull'empatia è imperfetto. Cavoli, scrivi a tuo figlio, il nostro cuore è fatto di parole. Noi siamo fatti delle parole che abbiamo ricevuto, ci hanno scaldato il cuore. Sono le parti del puzzle che si sono strutturate, ma siamo anche fatti dalle parole che non sono mai arrivate. E in quelle parole lì c'è uno spiraglio freddo, sono delle tesserine del puzzle che mancano. E io sono un po' preoccupato perché io credo che è lì che dobbiamo andare a lavorare, perché un figlio, quando inizia a avere problemi legati alla dipendenza, quando cerca nell'oggetto l'assenza del soggetto. Poi la dipendenza può essere comportamentale, la ludopatia, può essere la sostanza psicotropa, ok, ma ricordatevi che noi esseri umani siamo animali da attaccamento. Questa non è la teoria di Stefano Rossi, è John Bowlby, che io invito a rileggere da qualche mio collega che se l'è dimenticato, perché senza togliere Freud, Jung, che sono stati straordinari, io parlo da pedagogista innamorato di questi autori, però John Bowlby è quello che ci ha permesso, con la sua teoria dell'attaccamento, di prenderci cura dei bambini quando sono in ospedale, di andare in ospedale con loro. Bowlby ci ha detto una cosa molto semplice: la nostra mente affettiva è relazione. Se voi guardate l'imprinting neurale delle nostre emozioni di base, che cos'è la gioia? Il neonato che si sente abbracciato dalla mamma.
Che cos'è la paura? L'angoscia? La mamma che sparisce. Che cos'è il dolore? Simile. Che cos'è la rabbia? È la protesta. Mamma, papà, mi abbracci. E qui siamo arrivati a riproporre il silenzio punitivo come strategia educativa del nuovo millennio. Ma io queste stupidaggini non le voglio più sentire. Sapete cos'è il silenzio punitivo? È una strategia proposta da qualche collega per dire, invece di parlare di più coi figli, puniscili col silenzio. Ma questa è una vergogna, ragazzi, È una vergogna, perché il silenzio punitivo è una strategia di manipolazione dei narcisisti maligni. Se tu hai un genitore che ti educa col silenzio punitivo, è un genitore emotivamente immaturo. Tutti noi abbiamo consegnato ai nostri figli un momento di silenzio punitivo, anche il nostro partner. Siamo arrabbiati, siamo in disregolazione emotiva, siamo umani e alcuni di noi vanno in modalità attacco, alcuni di noi vanno in modalità fuga. Ma ragazzi, questa qua è la parte del cervello di sopravvivenza, non è la corteccia prefrontale. Quindi, non lo so, io visto che sono stato chiamato per la prima serata, mi sono preso anche la responsabilità di alzare un po' di domande in ottica un po' filosofica, poi ci saranno tanti bravi colleghi che parleranno, penso dopo di me in questa settimana, però apriamo un pochino il dibattito, perché io di silenzio punitivo e di trattare gli adolescenti come bambini, no, secondo me non stiamo andando nella giusta direzione. Detto questo, bene che ne parliamo, bene che ci sono opinioni diverse. Platone diceva la filosofia, no? Non è altro che un pensare tra amici. Si può avere anche, come dire, idee fortemente diverse, si può dialogare, però ricordatevi una cosa, che il vostro compito con i genitori, con tutte le trappole che ci sono online, non è pensare per loro, è pensare con loro. Ve lo racconto con una piccola storia, così vi do qualche strumento. Ti chiedo quanto tempo ho, così mi regolo? Giusto la storia. La storia? Perfetto. Vi condivido questa piccola storia perché io credo che i nostri ragazzi hanno bisogno non del silenzio punitivo, ma delle lezioni d'amore. Le lezioni d'amore per me, me ne sono reso conto lavorando non con la giacchettina tengo per le conferenze, ma lavorando sul campo con gli adolescenti arrabbiati, innamorati, feriti, mi sono reso conto che i ragazzi amano le storie. C'è un problema, che noi siamo passati dal paradigma delle storie al modello delle stories. L'unica stories online è nella vita conta essere ricco, bello, magro, vincente, popolare. E questa stories, molto, me lo consentirete, in chiave narciso, è una storia che alimenta l'ansia nei nostri ragazzi. I nostri ragazzi non hanno più il senso di colpa, sono lacerati dalla paura di non essere abbastanza. E allora come si contrasta tutta questa cosa qua? Anche tutto il fenomeno adesso stringo, Marco, tutto il fenomeno della trap, no? Io ho fatto un video sulla trap che ha fatto migliaia di visualizzazioni, pensavo di aver detto qualcosa di banale e mi sono reso conto che è un tema sentito dai genitori, no? Che poi è anche un tema online. La trap ha molti testi potentemente misogini, potentemente violenti, potentemente centrati sull'oggetto. Tony F ce l'ha detto, no? A Sanremo. Salutiamo anche Tony, gli mandiamo un abbraccio online, mandiamo a tutti un abbraccio, a loro, ai loro avvocati, a tutti, mandiamo tanti abbracci. No, però in realtà, secondo me Tony F ha detto una grande verità a Sanremo. Quando gli hanno detto, poi io non sono un esperto di Sanremo, però quando gli hanno detto non puoi salire sul palco con la tua collana, lui numero uno ha precisato che costava 70.000 euro. Perché quello era l'obiettivo, andava precisato. Dopodiché ha detto qualcosa che a me ha fatto riflettere e ho detto bravo Tony, che Tony ha detto senza la collana io perdo i poteri. Erich Fromm, il grande psicanalista, sociologo, un po' dimenticato, va meno di moda Fromm diceva oggi la nostra passione per gli oggetti rasenta la necrofilia, adoriamo cose morte, che è la base della dipendenza. Poi mi scuserete a livello filosofico, forse non psicodinamico. E quindi qual è la morale di questa favola? Noi abbiamo bisogno di storie per pensare con i nostri ragazzi. Per me sono queste piccole lezioni d'amore. Vi faccio un esempio. Una storia per allenare il pensiero critico, per contrastare per esempio
i labirinti dell'adolescenza, no? Nell'adolescenza ci sono tantissimi labirinti. L'adolescenza è un viaggio labirintico tra i labirinti. Uno di questi è il conformismo. E allora è inutile fare le prediche ai ragazzi. Le prediche spengono il cervello. Una storia però può essere questa, la storia del paese degli inchini. Si narra che il paese della filosofia è anche il paese degli inchini. Una ragazzina curiosa arriva in questo paese e dice a un vecchio filosofo: ma cosa stai facendo? Il filosofo si inchina e dice alla ragazzina: sto assaporando questa mela. La ragazzina è curiosa, pone tante domande, gliene fa un'altra. Ma questa mela le piace? Risposta del filosofo, si inchina per la seconda volta e dice: sì, è una mela molto buona. A questo punto, per educazione, per conformismo, la ragazzina si inchina anche lei. Questa volta il filosofo la redarguisce e le dice: piccola, hai fatto un grave errore. Nel paese della filosofia noi abbiamo un'unica regola. Noi ci inchiniamo sempre nei confronti di qualcuno che ha il coraggio di porre domande. È quello che ho fatto con te. Tu hai fatto un errore. Tu ti sei inchinata alla mia risposta. Questa è una piccola lezione d'amore. Perché? Perché le metafore, disse un poeta, ci aiutano a vedere i fili invisibili che tengono insieme le cose. Allora tu puoi dialogare con tuo figlio. Le metafore, qua siamo in mezzo all'arte, no? Le mie storie sono delle piccole, parola grossa, piccole opere d'arte, tra virgolette, che noi possiamo guardare con i ragazzi. Quali sono gli inchini che ti viene da fare nel rapporto con i tuoi amici? Quali sono gli inchini che facciamo online quando non poniamo domande e reagiamo automaticamente? Nella società dell'iperdigitalizzazione è più semplice fare gli inchini o porre una domanda. Queste domande riguardano quella che io chiamo la mente critica. E concludo, poi c'è il cuore intelligente. È fondamentale con gli studenti e con i figli fare la domanda del quella volta in cui e condividere anche la nostra storia magari. Ti è capitata una volta in cui sei riuscito a non inchinarti a quello che voleva il gruppo e hai, tra virgolette, posto la tua domanda? Me la racconti? Come ti sei sentito? Quello è il cuore. Come ti sei sentito ci aiuta a far capire ai nostri ragazzi che quando agisci bene ti senti bene, perché il cuore è una bellissima arpa, altra metafora, è fatta di corde. Quando tu agisci secondo i tuoi principi etici, ma secondo anche dei principi relazionali e reciproci, le tue corde vibrano, sono armoniche. Ma quando tu prendi una scorciatoia o quando tradisci la tua verità interna, una di queste corde si rompe e smette di suonare. Allora, è una storia molto semplice. Si può dialogare con i ragazzi, sì, senza fare delle conferenze, ma magari condividendo quella volta che anche noi nella vostra vita ci è arrivata un'offerta a cui non si poteva dire di no, ma per la tua etica tu come padre, come madre sei riuscito a dire di no. Parlane con tuo figlio, stai nutrendo la sua anima. Ecco, per chiudere il mio intervento mi limito a dirvi: in parte nella società del like il cuore dei ragazzi oggi viene un po' ridotto a deserto perché le narrazioni sono desertiche. Il nostro compito è far fiorire il deserto. Come? Pensando insieme a loro. Grazie. Grazie Stefano Rossi. Dottoressa Sabbione. Caspita, non rendi semplice prendere in mano la cosa. Poi hai detto che bisogna prendere appunti quando si ascoltano gli adolescenti. Guarda, piena. Mi permetto di dare dell'adolescente perché la creatività interna che hai sprizzato da tutti i poli. Mi hai fatto un complimento bellissimo. So bene, poi passo il resto. No, io mi sono segnata alcune cose perché hai stuzzicato molto un po' la mia... così una parte di me, forse altrettanto adolescente se vuoi. Ci sono delle frasi che mi hanno colpito. La prima è la speranza attiva. La speranza attiva è qualcosa che noi che lavoriamo nelle dipendenze da molti anni, io 40 ormai, no? E tendiamo a perdere. È un po' no, con le persone, sono sempre un po' loro, sempre lì, e cominci a dire
non c'è più niente da fare. Ecco, la speranza attiva io la sento molto sia nel nostro lavoro, ma la stiamo applicando con i giovani che arrivano. Non c'è già più niente da fare, quindi quest'ottica è molto stimolante. Sì, mi risuona molto. L'altra cosa che mi ha affascinato, ed è quello che è il passaggio da per a con. Noi possiamo cominciare a fare qualcosa e a proporre per qualcuno, ma se non passiamo al farlo con qualcuno stiamo perdendo tempo. Io questo lo vivo nell'attività in ambiente riabilitativa che facciamo, dove cominciamo a camminare assieme per loro, ma continuiamo con loro. Questo passaggio chiave proprio apre una cosa interessantissima, che è l'ascolto con meno filtri possibili. Nel senso che quando noi ascoltiamo l'altro con i nostri filtri entra in gioco il giudizio il più delle volte, ed entra in gioco ciò che io penso sia giusto lui debba fare, no? E questo è un altro degli errori che facciamo spesso, soprattutto con gli adolescenti, no? Giovani non sono più quelli, io credo che queste frasi ormai ci abbiano nauseato. Del resto non c'era un'anfora del 2000 a.C. in cui c'era già scritto i giovani d'oggi non sono più quelli di una volta. Ecco, io credo che sanamente i giovani d'oggi non debbano essere quelli di una volta. Come ecco. Anche noi adulti non dovremmo essere. E volevo apprezzare un'altra cosa che ci deve appartenere come professionisti, il poter cambiare idea di fronte all'osservazione, no? Tu dicevi prima, sì, io avevo iniziato il mio lavoro, pensavo ad alcune cose, nel corso le ho riviste. Ecco, io credo che l'intelligenza professionale debba proprio essere quella che l'osservazione ci aiuta a cambiare, anche se a volte i testi ci dicono altro, no? Tu citavi autori che sicuramente in virtù di pensieri ben precisi hanno scritto delle cose. Ecco, poter cambiare idea anche su ciò che noi abbiamo pensato. Se me lo consenti, una cosa che per me è importante, che penso, insomma, da quello che sto respirando di te, c'è anche il fatto di imparare dai ragazzi. Assolutamente. Io dico sempre dei miei pazienti, ho imparato l'arte manipolativa che adoro, che uso con la direzione, l'ho sempre detto e lo ribadisco. Spero nessuno della mia direzione sia in ascolto, ma no, io credo veramente in tutti questi anni di andare in pensione avendo più imparato di quanto ho sicuramente dato, e i giovani in modo particolare. Dobbiamo uscire dall'idea che abbiamo sempre ragione, no? Che è un po' quella che chi ha studiato pensa di avere. C'è un'ultima cosa che volevo un po' porti anche come domanda, no? Ho assistito ad alcune interessantissime esperienze, no? Rispetto all'influenza del contesto, all'influenza di questo nella crescita e nello sviluppo anche proprio della propria personalità, no? E una delle ipotesi per cui al giorno d'oggi si tende ad essere molto aggressivi, a togliere la fase di pensiero e di pausa tra ciò che vorrei farti e ciò che ti faccio, no? Sia anche nel fatto che l'empatia sta cominciando a venire sempre meno. L'empatia, quindi la capacità di mettermi nell'altro e se soffre sentire e cogliere la sofferenza, no? E quindi mai ti farei del male, perché verso di te io colgo questo. Ecco, la sensazione che un uso, oltre a una demenza, no? Ma che possa diminuire sempre meno l'aspetto empatico e quindi portare l'altro a annullare. Cioè io ti posso far tutto, tanto poi rinasci, no? Nel gioco ti posso fino uccidere e poi ritorni. Ecco, mi domandavo quanto ruolo possono avere strumenti come questi nel diminuire la creazione, la costituzione, la meraviglia dell'empatia e quindi, come dire, andare verso l'altro come oggetto e non certo come persona. No, intanto ti ringrazio per le cose che insomma hai colto e raccolto, diciamo così. Ma il tema dell'empatia è un tema che mi è caro, no? Io qualche anno fa parlavo di etica dell'empatia, cioè creare una cultura dell'empatia, no? Cultura dell'empatia vuol dire sforzarci di comprendere l'altro nell'impossibilità di comprenderlo del tutto. No? Levinas diceva l'altro in fondo è un enigma, è un mistero.
non lo puoi rendere trasparente, no? Il genitore dell'adolescente umanamente vuole rendere il figlio trasparente, forse il bambino più o meno, diciamo più o meno era trasparente, ma l'adolescente deve mantenere un'opacità. Riguardo all'empatia, io credo che oggi dobbiamo coltivare, sì, l'empatia come una forma di fioritura, però l'empatia purtroppo non cresce sugli alberi, cresce negli sguardi. Quindi in classe proporre attività cooperative in cui si spiega un po' di meno e si sente un po' di più. Io per esempio propongo sempre la sedia dell'empatia, che è un'attività molto semplice, magari ci ascoltano tanti insegnanti, tanti educatori, basta mettere una sedia di tanto in tanto, non tutte le ore di tutte le lezioni, ma prendi questa sedia un po' speciale, a turno si siede un compagno e l'idea è donare a questo compagno, anche alla professoressa o al professore, perché no, 3 tipi di carezza d'empatia. Grazie per... non siamo più capaci di gratitudine, perché la gratitudine ci ricorda che siamo relazione, ma nella società in cui l'io vuole farsi Dio, che gratitudine? Conto solo io. Io vedo libri con sempre meno bibliografie. E questa cosa qui, insomma, dico, ma insomma, o qualcuno che mette solo i suoi 3-4 libri nella bibliografia e basta. Dico, aiuto, aiuto. Ora, seconda frase, oltre al grazie, scusa. Scusami per quella volta in cui. Ragazzi, tutti noi, anche chi vi parla, diamo il peggio alle persone che amiamo di più. Siamo capaci di riparazione? Siamo capaci di chiederci scusa e ripartire? Terza tipologia di carezza, non ti ho mai detto che ti apprezzo tanto per. Io ho sempre fatto notare ai ragazzi nelle scuole, nei teatri, che siamo un po' strani noi esseri umani, cioè se dobbiamo oggi proporre una estetica della violenza, anzi la violenza oggi è diventata estetica. Guardate il trapper come simbolo, come archetipo, oggi rappresenta la violenza, ma la violenza che ha la collana, che ha il tatuaggio, che ha il vestito alla moda super firmato. Ma dicevo, siamo arrivati al paradosso che nell'essere aggressivi, feroci, gonfiamo il petto. C'è una regola online, se sei brutale vai virale. C'è qualcuno che si diverte a prendersela con i genitori, con gli adolescenti, più va brutale, più va virale. Abbiamo anche chi fa il nostro lavoro che oggi fa l'influencer e sa che più la spara grossa, più avrà un ritorno. Perché? Perché colpisce il cervello emotivo. Vabbè, stringo, spiegare ai ragazzi che le persone che rispettiamo, perché non condividere qualcosa di bello, no? Perché non dire non ti ho mai detto che ti apprezzo tanto per, ma occhi negli occhi. Ecco, un esercizio come questo è semplice, si può fare in una comunità per minori, in un centro giovani, in una scuola, ma anche magari a casa, no? Avere una sedia dell'empatia in cui dopo tanti scontri riusciamo a dirci grazie per, scusami per, non ti ho mai detto tanto che ti apprezzo per. Questa frase bellissima non l'ha detta Platone, anche se tutti la attribuiscono a lui. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre. Si prende un aforisma, questa piccola lezione d'amore, e si pensa con i ragazzi. Cosa voleva dire questo autore? Di quali battaglie parla? Donate ai ragazzi e ai bambini la gioia delle domande. Grazie. Grazie alle domande. Grazie alla dottoressa Sabbion. Non so se ci siano delle domande anche dal pubblico presente, però intanto vi leggo alcuni dei commenti che stanno arrivando da tutta Italia. Abbiamo Rosella che dice sempre un immenso piacere ascoltare il dottor Rossi. Milena dice bellissimo intervento, grazie. Giovanna, grazie al dottor Rossi per essere sempre così chiaro ed emozionante. E poi abbiamo... quindi anche emozionato, oltre che emozionante. Sì. È vero. Esatto. Buonasera, grazie a Stefano Rossi, concordo pienamente sull'amore e l'attenzione da portare agli adolescenti, bisogna parlare, comunicare, creare ponti, ascoltare questi ragazzi nonostante le difficoltà e i muri che portano, trovare la breccia. Questa la leggo lo stesso, grazie Marco Napoletano, grande presentatore. Facciamo un applauso a Marco. Non è un parente, è un amico. Allora, spero si firma, quindi si assume la responsabilità
Si firma Manuel La Spada, studente di Scienze dell'Educazione di Portogallo, quindi ci fa particolarmente piacere che gli studenti di Scienze dell'Educazione partecipino a queste attività. E poi c'è Luisa, insegnante, che pone una domanda: ma come si fa a proporre attività alternative in classe, a dedicarsi all'ascolto, quando noi insegnanti siamo oberati di burocrazia, obiettivi da raggiungere, eccetera, eccetera? Com'è possibile che la scuola, fra virgolette, di oggi non capisca la necessità di porre maggiore attenzione alle relazioni, all'ascolto e meno al raggiungimento di competenze cognitive? Dove stiamo andando? Ecco, tu hai lavorato moltissimo nelle scuole. Stiamo andando in una direzione schizofrenica o bipolare, cioè da un lato sì, queste parole come empatia, educazione sentimentale circolano, poi la scuola italiana investe centinaia di milioni nella iperdigitalizzazione, facendo quella Corea del Sud di cui abbiamo parlato prima. E io mi chiedo, ma veramente c'è bisogno, mi sento dire questa cosa agli insegnanti, che ringrazio, perché alto sport nazionale è prendersela con gli insegnanti, poi con i genitori, però insomma. Ma io credo che oggi dobbiamo veramente spiegare un po' di meno, fare lavorare di più i ragazzi insieme. Guardate che nei prossimi anni, voi sapete perché Facebook e Instagram e WhatsApp sono all'interno di un'azienda tecnologica che su cui stiamo parlando, tra l'altro, che si chiama Meta. Perché il futuro, che non è ancora arrivato, ma il futuro è veramente il metaverso. E il metaverso è un'iperrealtà senza realtà. Cioè il metaverso sarà una società in cui, perché devi fare fatica nel corteggiare una ragazza quando potrai fare l'amore in un nuovo YouPorn in cui vedi, senti, tocchi come se fosse lì? Perché dovrei far fatica, risparmiare per andare, che ne so, a vedere le piramidi quando con i miei super occhialoni le tocco, ma le tocco davvero, E allora io credo che, ragazzi, Bauman diceva, vabbè, io ho due grandi amori, la mia compagna, che saluto, che poi Stefania, che ringrazio, e Bauman, no? Quindi è un po' una cosa a tre, diciamo. Per il grande Bauman diceva virtuale e reale si sono scambiati di posto. E noi dobbiamo difendere il reale. E la scuola deve difendere il reale. La scuola deve proporre esperienze di realtà, non di realtà aumentata. La realtà aumentata è una realtà diminuita. Quindi dobbiamo coltivare queste abilità, consapevoli che i ragazzi non necessariamente le apprezzeranno all'inizio. A volte sì, come l'esperienza che tu hai fatto con loro. A volte resistono perché non sono più abituati, ma io quando giocavo a pallanuoto e volevo fare la partita o mi allenavo 5 giorni a settimana e spingevo, se no non stavo a galla. Quindi non è che dobbiamo fare... Oggi c'è anche tutta una logica a scuola della gamification, no? Che in parte è positiva, ma in parte è sempre l'idea che devo usare la dopamina per creare attenzione. No, noi dobbiamo dare esperienze sfidanti. Tu li hai sfidati i ragazzi stamattina. E quando ti sfidi tu metti in gioco la tua creatività, la tua tenacia, la tua capacità cooperativa. E cosa c'è di più bello di vedere i ragazzi così? E quindi mi chiedo, ma in classe facciamo l'opposto di internet o riproponiamo bulimia di informazione e anoressia di pensiero? Domanda, Una cosa interessante dei ragazzi, no? Apprezzavano il lavoro di gruppo come fosse una cosa strana. Brava. Io credo che invece, cioè voglio dire, no? Credo sia interessante quello che ci hanno comunicato. Certo. E anche, se mi consentite, lo stupore nel vederli stupiti dovrebbe stupirci. Cioè, una meta riflessione per dire, no? Cioè, noi ci siamo conosciuti l'anno scorso, abbiamo chiacchierato un po' insieme dietro le quinte, c'era anche comunque la voglia di salutarci, magari di bere qualcosa insieme dopo, di mangiare una pizza. Cioè, siamo anche esseri in carne. C'è la competenza digitale, ma quanto si investe nella scuola italiana sulla competenza corporea? Quanto si investe? Quanto si investe? Serve il teatro nelle scuole. Adesso l'ha detto anche il buon Schettini e secondo me ha ragione. Il teatro nelle scuole serve perché il teatro è corpo, voce, relazione, emozione, creatività. Meno digitale, più teatro. Evviva, quindi sì. Applaudito solo lei, ma va bene, dopo ti abbraccio. Dopo ti abbraccio. Col permesso del marito, ovviamente.
E di Bauman. E di Stefania, anche di Stefania. Sì. Benissimo. Allora stiamo andando in chiusura, ringraziamo di cuore tutte le persone che sono intervenute, c'era un livello di attenzione e di partecipazione perché noi da qua vediamo anche il non verbale, gli sguardi, sono le rimasti. sono rimasti tutti fino alla fine, benissimo. Un ringraziamento particolare alla dottoressa Sabion, come sempre gradita ospite, grazie per i saluti istituzionali al dottor Sava e a Don Alberto che ringraziamo. Il nostro festival naturalmente continua, abbiamo chiuso in bellezza la prima serata e raccolto molte delle domande che hai sollevato, nei prossimi giorni avremo modo anche di sentire altre autorevoli voci per provare a dare delle risposte o a sollevare altre domande alle quali ci inchineremo. E quindi io saluto anche moltissime persone, non abbiamo letto tutti i commenti, però sono veramente tante le persone che stanno partecipando, interagendo anche da remoto. Vi aspettiamo tutti ai prossimi appuntamenti. Domani alle ore 9 ci sarà lo spettacolo di Federico Benuzzi dal titolo Il metodo infallibile, che non verrà trasmesso in diretta ma sarà presentato, delle classi che verranno qui in presenza e a seguire alle ore 11 questi ragazzi interagiranno con il dottor Benuzzi, quindi ci sarà uno scambio che ancora una volta coinvolge i ragazzi dopo che hanno fatto un'esperienza. Questo dibattito con le scolaresche si chiamerà Matematica, un vaccino contro l'azzardo. Alle 17:30 saremo con Daniela Capitanucci per l'incontro dal titolo Dai danni da gioco d'azzardo alle reti familiari e sociali e finiremo alle 20:30 con Antonella Viola per un incontro intitolato Ritmo, equilibrio e salute, la chiave per una vita più consapevole. Quindi cambio gioco continua con molti stimoli. Ringraziamo ancora una volta Stefano Rossi per la disponibilità, si è fatto il viaggio, anche con gli imprevisti del viaggio, perché quello è arrivato, fa parte del reale. Esatto. E quindi lo ringraziamo veramente di cuore. UL6 Eugania di Padova vi ringrazio a tutti per aver partecipato, vi invitiamo ai prossimi appuntamenti e a tenere il contatto con la nostra iniziativa anche consultando il sito www.cambiogiocoul6.it. Grazie a tutti e buonanotte.